Appassionati di calcio a 5, buonasera dalla Pala del Mauro di Avellino. Hanno fatto il loro ingresso in campo in questo momento la Sandro Abate e la Fortitudo Pomezia per la settima giornata di Serie A Quinto. Diamo lettura delle formazioni, mentre c'è la stretta di mano tra i due capitani Molitierno e Massimo Abate. Per i padroni di casa giocheranno con numero 1 Vitiello, 98 Ducci, 2 Galletto, 6 Botta, 8 Victor Mello, 9 Pastorello, 10 Abate, 11 Alex, 13 Donatiello, 16 Di Luccio, 25 Prea, 77 Dimas, allenatore Piero Basile. Risponde la Fortitudo Pomezia con numero 1 Bonci, i 12 Gattarelli, 22 Molitierno, 6 Binzaru, 7 Raubo, il 10 è Tiaghigno, 11 Bueno, 13 Capponi, 14 Michelangelo, 26 Matteus, 27 Lara, 30 Dudu. Allenatore Davide Ceppi. A dirigere il match primo arbitro signor Dario Pezzuto di Lecce, secondo arbitro Giacomo Voltarella di Treviso, cronometrista Raffaele Bonocore di Castellammare di Stabia. Sarà una partita ovviamente importante e delicata per entrambe. La Sandro Abate torna a giocare alla Pala del Mauro di Avellino dopo un lungo periodo di esilio in questa prima parte di campionato, perché praticamente ha giocato soltanto la seconda, anzi la terza, perché poi la prima ha riposato contro la Feldi Eboli, poi l'inversione del campo con la Meta Catania. È arrivata soltanto una vittoria in questa prima parte di stagione proprio al debutto contro il Cosenza fuori casa. La sconfitta, come dicevamo, con la Feldi Eboli, l'ultima partita in diretta su Sky Sport, la sconfitta nel derby con il Napoli Fuzza. Tante squadre forti affrontate fino adesso, soltanto, come dicevamo, 4 punti raccolti, uno importante proprio nella sfida con la Meta Catania, quello col Cosenza. Di fronte c'è una Fortitudo Pomezia che non ha mai vinto fuori casa in questa prima parte di stagione, raccogliendo però 2 vittorie importanti col Sala Consilina, ultima la settimana scorsa nel match contro la Roma, dove è arrivato il gol decisivo di Raubo a pochi secondi dal termine. Dunque si è risollevata in classifica il team di Davide Ceppi, due squadre che vogliono ovviamente arricchire la loro classifica con punti importanti in questa fase delicata, in cui probabilmente, a dispetto delle prestazioni anche buone, non hanno raccolto tantissimo, con la Fortitudo Pomezia che oggi, come dicevamo, cerca di continuare la sua striscia positiva dopo la brillante affermazione contro la Roma, con la Sandro Abate che torna in casa dopo la sconfitta nel derby per cercare il suo primo successo davanti al pubblico amico, senza Lolo Suazo squalificato, con l'addio anche a Salas annunciato oggi, con Lauro, l'altro portiere, che hanno salutato il club irpino. Giocherà da sinistra verso destra il Pomezia in maglia completo rossa, ovviamente in maglia bianca bordata verde, tradizionali colori irpini per la Sandro Abate, con Dimas che oggi festeggia anche il suo compleanno. Poi Ducci tra i pali, Abate, Di Luccio e Alex a completare il quintetto. Dall'altra parte invece ci sono Tiaghigno, poi Matteus, dovrebbe essere Michelangelo, poi dopo andiamo a definire anche gli altri due. Il numero 14 dovrebbe essere Michelangelo, sì, in campo, mentre c'è ancora, stiamo dando un'occhiata al direttore di gara con il primo tentativo di Michelangelo, con il numero 30, diciamo, Dudu, a completare il quintetto con il primo palleggio. Adesso non c'è la grafica in sovraimpressione, c'è un piccolo problema, quindi cercheremo di risolvere la strada facendo. In porta c'è Gattarelli, non Molitierno, tra i pali per Davide Ceppi, e dunque si ricomincia con il possesso palla per il Pomezia. Tiaghigno, il pressing avanzato da parte della Sandro Abate, che cerca di sradicare subito in fase di impostazione il pallone dagli ospiti. Ancora il buon lavoro con Michelangelo, il tocco all'indietro, ancora il palleggio con Dudu in avanti a cercare poi la transizione orizzontale che non riesce. Ducci, altro innesto strada facendo per la Sandro Abate, che deve rinunciare anche all'Oconte, ancora deve recuperare, con ancora il Pomezia che cerca di farsi largo. Qui forse un intervento un po' duro da parte di Massimo Abate, tutto regolare per i direttori di gara, con la rimessa a favore della Sandro Abate. Alex sul punto di battuta.
Il tocco per Abate che calcia col mancino, cerca di coordinarsi ma non trova la battuta. Allora non c'è in questo momento il supporto della grafica e quindi vi aggiornerò io con minuto e punteggio strada facendo, nella speranza che si possa risolvere. Intanto rivediamo il replay, eccolo qui, anche con l'aiuto della regia. 19:10, quindi un minuto trascorso in questo momento. Ancora Abate, il duello, l'uscita di Ducci che sratica il pallone con le mani ai piedi dell'avversario e fa ripartire Dimas. Il blocco di Alex, Dimas va via, palla al piede, ancora Dimas, calcia e trova la scivolata col pallone che finisce in fallo laterale. L'ultimo tocco però è il suo e dunque rimessa laterale per la Fortitudo Pomezia con Raubo, il match winner della sfida con la Roma, che fa il suo ingresso in campo. Un Pomezia che ha segnato tanto ma non c'è un marcatore adesso fino a questo momento che si è distinto. Raubo ha 2 gol praticamente in queste prime giornate di campionato, con dall'altra parte che c'è uno dei migliori realizzatori, che è Lolo Suazo, ovviamente squalificato per l'espulsione rimediata contro il Napoli. C'è Prea, intanto Dimas, la risposta di Gattarelli con l'opportunità fallita, poi l'uscita. Attenzione qui, ancora un duello tra Abate e Michelangelo con le proteste del capitano. A palla in avanti, la spizzata e poi Dimas cerca lo scavetto e viene fuori, palla al piede nuovamente con Michelangelo che ha spazio per calciare. Ducci risponde e mette il pallone in calcio d'angolo. Nervi tesi questa prima parte di gara, con l'arbitro che va a richiamare Abate e Michelangelo che si sono scontrati prima in campo. Adesso l'abbraccio con i due che si chiariscono per la situazione precedente. Sarà calcio d'angolo per il Pomezia. La palla all'indietro per il destro sporcato proprio di Michelangelo, con la palla recuperata da Ducci in avanti a cercare Alex. Poi ancora questo duello con Victor Mello che cerca di prendersi il pallone, non ci riesce. Riparte Dudu in avanti, il tocco ancora verso Dudu che prova a venire avanti, palla al piede, c'è un po' di spazio per lui, calcio fermato Michelangelo, la finta, ancora il colpo di tacco magnifico. Stava per inventarsi una giocata clamorosa il numero 14, si salva la Sandro Abate. Gattarelli con il pallone che finisce in fallo laterale. Due minuti e 30 trascorsi, sempre 0-0. Ducci, Dimas, il tocco all'indietro per Alex. Poi il recupero di Matteus che cerca di farsi spazio, ancora Michelangelo da posizione defilata, una staffilata che forse prende anche la parte alta della traversa. Che occasione ancora per il Pomezia, che è partito con il piede spinto sull'acceleratore in questi primi minuti di gioco, trascinato da Michelangelo. Matteus, ancora l'appoggio tra le linee, riparte il tentativo di Matteus con il sinistro che finisce sul fondo. Victor Mello, fermato, attenzione, la parata miracolosa di Ducci. Che cosa ha preso su Matteus? Galletto in avanti, ha calciato praticamente un rigore in movimento. Ducci l'ha presa, l'ha tenuta lì. Una palla gol incredibile per il Pomezia. L'abbiamo rivista, Ducci distinto, ha negato un gol fatto praticamente al Pomezia. Altra occasione per i ragazzi di Ceppi, che in questi primi minuti di gioco stanno cercando in tutti i modi di sbloccare la partita. Un po' in difficoltà la Sandro Abate, che cerca di ripartire, di uscire dal guscio, affidandosi adesso a Galletto. Gattarelli, Tiaghigno, Michelangelo, la suolata con l'appoggio verso Tiaghigno ancora. Pallone però che non viene trattenuto sul rettangolo di gioco e dunque si ricomincia dal calcio d'angolo per la Sandro Abate. Dopo un paio di occasioni importanti per la Fortitudo Pomezia, adesso prova a reagire il team irpino. Galletto,
per il destro al volo di Alex. Mamma mia, che conclusione di Alex, l'ha presa quasi Galletto mi sembra, poi la rivedremo. Ancora la risposta qui con Michelangelo, la finta e controfinta, non arriva il passaggio, proteste per un presunto contatto in area di rigore, ma siamo già dall'altra parte con Galletto che calcia e Gattarelli che la tiene, Michelangelo in avanti a cercare nuovamente Tiaguinho. Che partita, che ritmo in questi primi minuti di gioco, con la conclusione prima di Alex fantastica al volo, ha tenuto il pallone basso, il destro che ha colpito credo Galletto quasi sulla linea di porta, non sarebbe entrato il pallone, Galletto ha provato in qualche modo una deviazione che non c'è stata, e poi dall'altra parte l'occasione ancora per il Pomezia. Tiaguinho, Matteus, la giocata fermata da Alex, lo scarico per Preà, ancora il destro sul fondo, la chance adesso per la Sandro Abate, 2 volte con Alex che si arrabbia, che avrebbe rivoluto il pallone. 0-0, ma potremmo essere già 3-3 praticamente in questi primi minuti di gioco. 4 minuti e 30 sul crono trascorsi, nessun fallo fino ad ora, saltata la scheda grafica e dunque vi aggiorneremo noi con il punteggio. Riparte nuovamente Preà, la sua lata con il controllo orientato a cercare di disinnescare la marcatura di Matteus, guadagna la rimessa laterale la Sandro Abate. Galletto, il tocco in avanti, lascia scorrere il pallone Michelangelo accorgendosi di non avere nessuno alle sue spalle, e allora sarà rimessa laterale per la Fortitudo Pomezia. Il tocco per Tiaguinho che avanza col mancino, lo scarico con la deviazione di Galletto e pallone che finisce in fallo laterale. Ritorna anche in panchina mister Basile dopo la squalifica scontata nel derby con il Napoli Futsal. Matteus, il destro a cercare una deviazione che c'è stata, sì, quindi calcio d'angolo per il Pomezia. Il tocco all'indietro, anzi lo schema con questo bel palleggio del Pomezia. Michelangelo ha provato a calciare, ma non ha inquadrato il bersaglio. Ducci, che prima ha fatto un mezzo miracolo sul tentativo di Matteus, a botta sicura. Calcio di rigore in movimento praticamente per il 26 con la parata di Ducci, ma la Sandro Abate non è stata a guardare, ha risposto con Alex, con Preà, con 2 importanti palle gol. Ritmi altissimi. Bella partita con Botta che prova a recuperare il pallone, Gattarelli a cercare in avanti ancora il compagno di squadra che non trova il pallone, si riparte da Alex, Botta, Galletto, ancora Botta, la palla in avanti a cercare qui Preà che si prende il primo calcio di punizione della partita, il primo fallo commesso dal Pomezia. La rivediamo, trattenuta a Preà con Alex che va sul punto di battuta, le indicazioni di Basile per sfruttare questa palla inattiva, esce Galletto e va dentro di Luccio, e quando succede questo nel futsal è sempre uno schema da provare. Però c'è anche un certo Victor Mello pronto a una possibile battuta verso la porta, vediamo. La lunga rincorsa col mancino, ci prova Victor Mello e poi la risposta di Gattarelli col pallone che viene deviato. Ancora una volta in fallo laterale Alex. Il tocco per Preà, un impatto positivo con la Sandro Abate in questa prima parte di stagione. Preà, ancora la giocata fantastica, il salvataggio sulla linea di Michelangelo, eccolo Preà, lo abbiamo detto, la giocata in banda, il sinistro, la palla sarebbe schizzata probabilmente nell'angolo dove c'era il palo lì. Michelangelo ha salvato tutto, ancora Preà, ancora il destro fermato, ci prova nuovamente il 25, la sua lata all'indietro per Galletto,
Alex che detta il passaggio, ma c'è ancora lo scambio. Coprea la giocata ancora a cercare una soluzione col mancino, fermato in extremis, e si ricomincia da Alex sul punto di battuta. Galletto, fermato il suo tentativo senza un attimo di respiro. Ogni soluzione offensiva sta diventando una palla pericolosa per i due portieri. Botta di Luccio, il colpo di testa di Matteus, la palla recuperata da Lara, poi di nuovo Tiaghigno, Michelangelo, Lara, Michelangelo, Tiaghigno, Michelangelo, ancora l'appoggio per la palla recuperata da Preà, il dialogo con Di Luccio, Galletto, e poi il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Con il Pomezia pronto a ricominciare. Bueno, fermato da Galletto, ancora il duello con Bueno che prova a controllare il pallone, non ci riesce. Il pallone che comunque era uscito sul fondo. Di nuovo l'11, il pressing della Sandro Abate, costretto a spazzare via il pallone. La Fortitudo Pomezia, il tocco all'indietro per Botta. Galletto in avanti a cercare Dimas, troppo in avanti. E ancora Fortitudo Pomezia che cerca di uscire palla al piede, si allunga troppo però. Anche in questo caso Dudu. Si riparte da Dimas. Botta, Dimas. Intanto la Roma ha rimontato la Came e ha vinto la gara delle 19 4-2. La prima partita in programma oggi. Qui Galletto prova a rubare il tempo all'avversario, non ci riesce. Bueno, Dudu, poi ancora il palleggio della Fortitudo Pomezia. Bueno, 8 minuti trascorsi, anzi 7:30 in questo primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, un solo fallo commesso dal Pomezia, richiamo verbale del direttore di gara a Dudu e calcio, anzi rimessa laterale per la Sandro Abate. Dimas, Di Luccio in avanti a cercare Abate, non lo trova, pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Bueno, Lara, poi Bueno, ancora Dudu fermato da Dimas col pallone che finisce ancora in fallo laterale. Botta in anticipo di testa a cercare Di Luccio, di testa all'indietro per Ducci. Abate in avanti a cercare Dimas, fermato dall'anticipo di Dudu, tutto regolare, ancora il 30. 2 su di lui, colpo di tacco a servire Bueno all'indietro. La finta per portarsi il pallone sul mancino. La risposta di Ducci che mette il pallone in fallo laterale. O calcio d'angolo, siamo lì. E calcio d'angolo. Il tocco ancora per il mancino di Bueno, deviato alla schiena di Di Luccio. Calcio d'angolo dall'altra parte per la Fortitudo Pomezia con Michelangelo che sta per fare nuovamente il suo ingresso in campo con i suggerimenti di Ceppi dalla panchina. Il tocco a cercare ancora il tentativo di Bueno al volo, anticipato da Di Luccio, il duello tra i due, il pallone che resta in campo, costretto a tornare all'indietro il numero 7. Poi il palleggio con Dudu, arriva Bueno a raccogliere ancora l'invito del 30. Scambio con finta e controfinta, la sua lata, l'appoggio per Bueno tra le linee a cercare il tentativo ancora fallito da Bueno.
chiedo scusa, da Raubo, col pallone che poi viene deviato e finisce in fallo laterale. 9 minuti di gioco trascorsi qui al Pala del Mauro di Avellino, sempre 0-0 il punteggio. Ducci in avanti con il pallone che finisce direttamente sul fondo. Gattarelli che lo va a recuperare e si ricomincia da Bueno. Il pressing di Abate, prova Alex a togliere il pallone dai piedi al numero 11, l'ultimo tocco è dell'altro numero 11 e dunque altra rimessa dal fondo per Gattarelli. L'appoggio per Dudu. Attenzione qui Alex che quasi intercetta il pallone, ma lo spedisce in fallo laterale. La rimessa è per la Fortitudo Pomezia, 0-0 in un primo tempo che comunque ci ha regalato, soprattutto nei primi 5 minuti, tante occasioni da una parte e dall'altra. Bueno. Victor Mello, Abate di prima verso Dimas. Alex. La suolata per Dimas. Victor Mello. Abate fermato dal recupero di Bueno. Ancora l'appoggio con Bueno e Raubo che provano a dialogare. Di nuovo l'11. Dudu, il blocco di Michelangelo. Dentro fermato poi Alex. Il pallone finisce in fallo laterale. L'ultimo tocco è di Michelangelo e si ricomincia con la rimessa per la Sandro Abate. Dimas sul punto di battuta. Michelangelo. Il blocco ancora di Raubo, poi il tentativo fermato. Michelangelo di nuovo. Dudu, il duello con Abate, ancora Dudu. Finta e controfinta, l'appoggio per Bueno. Prova e trova. No, è uscito il pallone. C'era stato un fischio del direttore di gara a ingannarci per un possibile fallo, invece non è così, perché si riparte la rimessa laterale per la Sandro Abate con Dimas. Victor Mello in avanti dove non ci sono compagni, con Gattarelli che va a recuperare il pallone. Gli applausi di Davide Ceppi, soddisfatto per la prova dei suoi fino ad ora. Le indicazioni di Basile dall'altra parte che cerca di spronare la Sandro Abate. Dimas. Victor Mello, splendido passaggio tra le linee per Alex che prova a girarsi. Ancora all'indietro per Dimas, l'appoggio con la punta del piede sinistro. Dimas. Victor Mello. Alex cerca di farsi spazio. Alex tiene il pallone in campo, in banda a cercare Dimas, il pallone che poi si alza a campanile e finisce quasi sotto la nostra postazione con la rimessa laterale a favore della Sandro Abate. Le indicazioni di Galletto per questo schema su palla inattiva. Galletto pronto alla battuta. Il tocco per Dimas, ha un po' di spazio, calcia sul fondo. C'è stata una deviazione, calcio d'angolo. La rivediamo. Galletto. Ancora l'appoggio all'indietro per Ducci, poi la rimessa laterale. Sempre per la Sandro Abate. Alex. Destro fermato da Gattarelli, quasi in bagher. Poi di nuovo Galletto che lascia scorrere il pallone in fallo laterale. Con la rimessa a favore degli Irpini va Victor Mello. Intanto rivediamo la conclusione di Alex con la parata di Gattarelli. Alex.
colpo di testa. Preà, Alex col pallone che finisce nuovamente in fallo laterale. Alex, Galletto, Di Luccio in avanti con il pallone recuperato nuovamente da Galletto di testa, l'appoggio di Alex, Tiaghigno, Lara, un po' di spazio, arriva ancora Lara, poi l'ultimo tocco è di Luccio che spedisce il pallone in calcio d'angolo. 7 minuti 53 secondi da giocare in questo primo tempo, con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, un solo fallo commesso dalla Fortitudo Pomezia. Per chi stesse seguendo la partita o si fosse sintonizzato in questo momento, c'è un problema con il punteggio in sovraimpressione, quindi vi daremo noi conto strada facendo di quello che accade qui questa settima giornata di Serie A, quinto al Pala del Mauro di Avellino. Galletto, ancora Alex, splendido il passaggio di ritorno per Galletto che ha un po' di spazio, può servire Preà, invece calcia e prende il palo. Michelangelo, siamo già dall'altra parte, la finta e poi prova a calciare, fermato da Di Luccio con il pallone che finisce sul fondo. L'occasione la rivediamo di Galletto che ha fatto tutto benissimo, c'era Preà solo, ha scelto la soluzione personale, è stato sfortunato con il montante colpito dal giocatore partenopeo in forza Alessandro Abate. Di Luccio, Preà fermato dall'anticipo di Matteus, ancora il recupero del pallone, fallo di Preà e dunque calcio di punizione per il Pomezia. 1-1 la situazione falli, 7-14 da giocare. Matteus dentro per Lara, fermato da Di Luccio che gli spedisce il pallone addosso. L'ultimo tocco del 27, la rimessa laterale per la Sandro Abate. Preà, Michelangelo, Matteus all'indietro, Gattarelli, l'anticipo di Alex con la spizzata di testa verso Ducci. Di Luccio, la giocata splendida ancora, Preà calcia e trova il gol, sempre lui, sempre il 25 a trovare la giocata vincente con questa splendida transizione offensiva della Sandro Abate con Preà che calcia di punta e trova il gol. La rivediamo, la grande giocata con Galletto che quasi con un passaggio no look ha trovato Preà e ha sbloccato la partita. La Sandro Abate a 6:38 all'intervallo, 1-0 per gli Irpini. Tiaghigno, fallo, attenzione, e ammonizione per Di Luccio. Primo ammonito del match. Stretta di mano con Michelangelo, anche sorriso tra i due. Abbiamo rivisto la situazione precedente in cui Di Luccio si è preso il giallo, la Sandro Abate che ha sbloccato la partita qui al Pala del Mauro grazie al solito Preà che sale a quota 7
la classifica marcatori. E iscrive il suo nome ancora una volta il tabellino, mentre ci ha provato Michelangelo ancora con questa conclusione splendida e la parata di Ducci. Matteus, Tiaghigno, la giocata col mancino a disorientare Galletto, va a prendersi la rimessa laterale il numero 10. Matteus destro fermato da Dimas. 6:05 all'intervallo, 1-0 Sandro Abate. 2-1 la situazione falli, 2 commessi dagli Irpini. Ancora Matteus con Ducci che la vede arrivare quasi in extremis. La rivediamo, la parata anche in questo caso quasi da pallavolista. Preà la tiene, Preà prova a sfondare il muro della difesa del Pomezia, poi qui altro fallo di Dimas che ha spostato l'avversario e sarà calcio di punizione per il Pomezia. L'arbitro era lì a un passo con Dimas che ha cercato di spiegarsi. Per l'arbitro spallata irregolare, allargato il braccio il 77 e dunque terzo fallo per gli Irpini e calcio di punizione. La rivediamo? No, l'abbiamo vista solo all'ultimo, quindi il sinistro fermato col pallone che finisce in fallo laterale. Ancora questo tentativo su schiama da palla inattiva, ma non c'è la deviazione di Raubo con il pallone che va in fallo laterale dall'altra parte. Di Luccio, Galletto, Alex, la giocata dell'11, cerca una soluzione, la trova in Victor Mello, dentro ancora per Alex, ha un po' di spazio, fermato il duello, poi l'appoggio per Gattarelli costretto a spedire via il pallone dall'altra parte. Ducci, Victor Mello, di nuovo Galletto in avanti a cercare Victor Mello, rincorre il pallone ma non lo tiene in campo e sarà rimessa laterale per la Fortitudo Pomezia con Michelangelo sul punto di battuta. Dudu, Bueno in banda a cercare ancora il 14, il recupero di Alex, la palla per Dimas, il tocco di Alex con un colpo di tacco un po' lezioso, non ha trovato il pallone, anzi l'ha trovato ma l'ha colpito malissimo e sarà dunque rimessa laterale per il Pomezia. Michelangelo, Bueno, prova a puntare l'avversario, calcio e trova all'esterno della rete, non c'è deviazione. Ducci, Alex, la palla per Victor Mello, fermato Victor Mello col il pallone che si ritrova tra i piedi. Alex, Galletto, di nuovo Alex, il pressing del Pomezia. Alex, Ducci sale a dettare un passaggio per far respirare la manovra, ma spedisce il pallone direttamente in fallo laterale. 4:30 alla fine del primo tempo, sempre 1-0 Sandro Abate decide fino ad ora il gol di Preà. Bueno, Dudu, l'appoggio per Lara, di nuovo no, adesso Bueno ma non ci arriva sul pallone e sarà nuovamente rimessa laterale per gli Irpini. Victor Mello, poi Dimas in avanti dove non ci sono compagni. L'anticipo di Mello, l'appoggio di Alex di testa a Dimas, lo scambio tra i due, di nuovo Alex, face to face con Dudu. Il duello, una maglia larga con il rischio di Dudu di un
di una possibile sanzione qui. Lavoro di Alex, splendido la finta, l'appoggio per Dimas, calcia la parata di Gattarelli, ma questo gol sarebbe stato mezzo di Alex per una giocata fantastica a centrocampo a disorientare l'avversario, anzi due. Dimas, il tocco per il sinistro di Victor Mello che la spedisce in fondo al sacco. Victor Mello a sfruttare questa palla inattiva, a sfruttare questo schema, la bomba di sinistro che non lascia scampo a Gattarelli. 2-0 Sandro Abate. La rivediamo. Victor Mello che calcia splendidamente tenendo il pallone basso, niente da fare per Gattarelli. Il raddoppio della Sandro Abate a 3:45 dall'intervallo. Bueno, l'appoggio per Gattarelli, ancora in avanti, fermato da Botta col pallone che finisce in fallo laterale. Bueno, Dudu, poi ancora l'appoggio con Raubo. Bueno, fallo di Dimas, quarto fallo commesso dalla Sandro Abate. 3:24 all'intervallo, 2-0 per gli irpini. Bueno, Dudu, poi Matteus, ancora il 30, l'appoggio per Raubo. Bueno, Gattarelli, Dudu, Bueno, Matteus, Bueno, qui la scivolata di Dimas che fa perdere la possibilità di impattare il pallone a Bueno, poi rimane a terra, forse un contatto tra i due. L'arbitro interrompe il gioco per sincerarsi delle condizioni del numero 11. Pronto lo staff medico della Pomezia ad entrare in campo, vediamo. Si rialza da solo Bueno, nulla di preoccupante dunque. Appoggiato male il piede, c'è stato forse anche un contatto. Non abbiamo capito bene francamente dal replay. Con Ducci che fa ripartire l'azione per i suoi, lancia in avanti a cercare Alex, anticipo di Matteus col pallone che finisce in fallo laterale. Alex sul punto di battuta, la giocata prima fantastica, centrocampo tra due avversari. Il fuoriclasse spagnolo, qui ci prova Ducci con il pallone che finisce sul fondo e arriva il primo time out chiesto da mister Ceppi con il possesso per il Pomezia. 2:43 all'intervallo, 2-0 per la Sandro Abate. I gol di Preà e di Victor Mello, 4 i falli commessi dagli irpini, 1 per la Sandro Abate in questa prima parte di gara che ci ha regalato davvero tante emozioni, perché sono stati i primi 5 minuti iniziali davvero fantastici con tante occasioni da una parte e dall'altra. Poi la Sandro Abate ha preso un palo con Galletto, ma dall'altra parte c'era stata una clamorosa palla gol con Di Matteus con il mezzo miracolo di Dudu. Qui rivediamo i gol. Galletto per Preà, la conclusione quasi con la punta del 25 che ha sbloccato la partita. Intanto dagli altri campi pareggiano così di Active Network 1-1. Vince 3-1 il Sala Consilina sul campo del Capurso, vince 2-1 il Napoli sul campo del Cosenza. Nelle altre partite in programma questa sera, ricordando che ha già giocato la Roma con la Chiame, ha vinto la Roma in rimonta 4-2.
Bueno, ripreso il gioco ovviamente. Matteus, qui l'anticipo di Melo, poi il fallo commesso questa volta dalla Pomezia, secondo fallo del match per gli ospiti a 2:30 dall'intervallo. Victor Mello, la rincorsa sua e di Galletto, vediamo se allontana Victor Mello e ovviamente sceglie la soluzione del palleggio la Sandro Abate, con Victor Mello primo autore di un gran gol su schema da palla negativa, dall'uno di Alex, fallo qui con il braccio largo di Dudu, terzo fallo commesso, quinto fallo, chiedo scusa, c'è stato un errore, infatti era arrivato l'indicazione di un quinto fallo dal crono, ma aveva invertito ovviamente l'indicazione dei falli perché era il terzo fallo commesso dal Pomezia. Per un attimo ci siamo confusi anche noi. Parte Victor Mello, il sinistro fermato alla barriera e poi arriva Galletto quasi al volo col mancino sul fondo. La rivediamo con l'opportunità per Galletto e Bueno che riparte. Di nuovo Bueno, la giocata dell'11, l'uscita di Ducci e poi il palo clamoroso colpito dal Pomezia con Raubo che non è riuscito a trovare la deviazione vincente a mezzo metro, praticamente a porta spalancata. La rivediamo, ha calciato quasi a colpo sicuro, non è riuscito però a convergere con il destro l'occasione clamorosa per Raubo per il possibile 2-1 a 2 minuti dall'intervallo. Intanto sale Ducci, lo scavetto a cercare Victor Mello che cerca un appoggio a Preà quando forse poteva addirittura fermare il pallone e calciare. Tiaghigno dentro ancora per Raubo, il duello con Victor Mello. Raubo porta a spasso il pallone, Tiaghigno. Noi andiamo a scandire il crono, questa parte finale di prima frazione, 1:45, ci prova Dudu, lo scarico per Tiaghigno, calcia e trova il gol che dimezza il passivo, il numero 10. Dopo l'occasione clamorosa di Raubo, Tiaghigno trova lo spazio giusto per affondare il colpo. La rivediamo, l'assist per Tiaghigno che trova un incredibile varco, credo sulla scivolata di Alex, se ho visto bene, e di Ducci, sorprendendo i due. E rimette in partita il Pomezia a 1:42 dall'intervallo, 2-1. Intanto c'è stato un cartellino giallo dalla panchina, credo per il capitano Massimo Abate, se ho visto bene. Galletto, Victor Mello, lo scavetto, Michelangelo, poi arriva Alex col pallone che finisce in fallo laterale. Palla dentro ancora di Tiaghigno, c'è stata forse una deviazione così e dunque calcio d'angolo per il Pomezia. 1:30 alla fine del primo tempo ovviamente. Di nuovo la parata di Ducci col pallone che finisce in fallo laterale, Galletto che la controlla, non riesce a controllare, chiedo scusa, con Michelangelo pronto alla battuta. Il tocco all'indietro, Tiaghigno, la giocata fermata da Alex, Michelangelo fermato da Galletto col petto, di nuovo Tiaghigno, Matteus, Michelangelo, non c'è intesa con Tiaghigno, quasi che trova il pallone in estremis e alla fine si disorienta un po'.
lo spedisce in fallo laterale, la rimessa è per la Sandro Abate e mister Basile ne approfitta per chiamare il time out a 1:06 dalla fine del primo tempo. 4-3 la situazione falli, 4 commessi dagli Irpini, 3 per la per il Pomezia. La riaperta, mentre qui rivediamo il gol di Victor Mello con il sinistro al volo sul calcio d'angolo di Dimas, con il pallone che finisce in porta, così come il sinistro di Tiaghigno. E si ricomincia con la rimessa laterale per la Sandro Abate. Galletto, Victor Mello, sinistro al volo ancora di Victor Mello, il pallone che finisce direttamente sul fondo. Vediamo se c'è deviazione, e così deviazione, dunque calcio d'angolo ancora per la Sandro Abate. Galletto, ha cercato una deviazione di testa di Prea, non l'ha trovata, e dunque Michelangelo per Tiaghigno. Raubo destro, quasi all'incrocio dei pali. La giocata del 7 con Ducci che controlla la traiettoria, non la tocca. Pallone che finisce sul fondo. Bravo Raubo qui, farsi spazio. Ducci, 52 secondi all'intervallo. Il pallone in avanti. Tiaghigno. Michelangelo, pallone che rimane in campo. Raubo, poi a Michelangelo, di nuovo Tiaghigno, 30 secondi. Il tentativo di Matteus, deviazione, calcio d'angolo, 25 secondi. Matteus il destro con il pallone che viene svirgolato dal 26. La rivediamo, il tentativo di Matteus che non riesce a coordinarsi come avrebbe voluto col pallone che finisce sul fondo, e si ricomincia da Ducci. Alex, il lancio in avanti con l'uscita di Ducci, Galletto, poi riparte Michelangelo. Fermato 5 secondi, ancora Michelangelo, 3 secondi, la puntata sul fondo e arriva probabilmente qui anche il suono della sirena del direttore di gara che manda, due arbitri mandano le squadre a riposo con la Sandro Abate in vantaggio 2-1. Decidono in questa prima frazione i gol di Prea, di Victor Mello, e poi accorciato le distanze Tiaghigno per il Pomezia. Noi ci fermiamo qui e ci sentiamo per la ripresa.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui dalla Pala del Mauro di Avellino, con la Sandro Abate in vantaggio per 2-1 contro il Pomezia. È stato un primo tempo ricco di emozioni, come ha raccontato, soprattutto nei primi 5 minuti di gioco, in cui le due squadre hanno alzato il ritmo in una maniera incredibile, occasioni da una parte e dall'altra. Pomezia ha avuto una clamorosa con una parata di Ducci su Matteus, splendida. Poi la Sandro Abate aveva risposto con un paio di occasioni targate Preà, il palo colpito da Galletto, i gol che stanno decidendo questa partita, firmati da Preà su uno splendido assist di Galletto per l'1-0 della Sandro Abate al 13° e 20 secondi. Il raddoppio di Victor Melo su schema da palla inattiva da calcio d'angolo, con l'assist di Dimas e il sinistro al volo di Victor Mello. Poi nel finale di prima frazione la provata a riprendere il Pomezia con il gol di Tiaghigno, che ha sfruttato una conclusione, una puntata velenosa col mancino, che ha sorpreso Ducci per rimettere in carreggiata il Pomezia. Ma è una partita che resta apertissima a qualsiasi risultato. Intanto abbiamo ripristinato anche la grafica in sova impressione, abbiamo avuto dei problemi nella prima frazione di gioco e quindi non vi tormenterò raccontando il minuto del match in questo secondo tempo. Alex sul punto di battuta per una Sandro Abate che cerca la sua prima vittoria davanti al pubblico amico in questo campionato di Serie A, quinto, in cui l'ha vista scendere in campo qui al Pala del Mauro soltanto una volta contro la Feldi Eboli. Una partita incredibile, perdeva 0-4, era arrivata a 3-4 fino al tiro libero sbagliato da Alex. Poi tante partite fuori casa, l'inversione di campo con la Meta Catania che ha consentito agli irpini di conquistare un incredibile pareggio, sempre con Preà assoluto protagonista di questa prima parte di stagione. Una Sandro Abate che reduce dalla sconfitta con il Napoli nel derby. Pomezia invece dalla grande vittoria con la Roma. Stanno giocando le altre partite in Serie A, non tutte ovviamente, vi aggiorneremo sul punteggio anche per chi ci segue in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio 5. Unico finale fino ad ora, la vittoria della Roma in rimonta contro la Came Treviso. Intanto riparte il Pomezia con Michelangelo, il duello con Abate, va il 14, affonda il colpo Michelangelo, l'ultima deviazione del capitano, no, se l'è trascinata direttamente, attenzione, si è fatto male Michelangelo, ha preso una botta, arriva lo staff medico, problema muscolare credo per lui. Dialogo, cambio immediato, speriamo non sia nulla di grave, che non sia costretto ad uscire il giocatore della, definitivamente ovviamente il giocatore della Fortitudo Pomezia, con il cambio immediato di Ceppi che manda sul rettangolo di gioco Lara a brevissimo. Prova a riprendersi Michelangelo, ma mi sembra che possa riprendere il gioco serenamente. Ha sentito un fastidio e si è fermato. Vediamo se è qualcosa di più complicato o meno. Si sono sincerati le sue condizioni anche tutti i giocatori della panchina della Sandro Abate. Intanto Dimas avanza, la scivolata di Lara con il pallone che finisce in fallo laterale. Intanto cerco di capire dagli sguardi della panchina se Michelangelo possa riprendere o meno. Mi sembra di no al momento, perché l'indicazione era quella di risentimento muscolare. Tiaghigno. Contro Massimo Abate, avanza il 10, la giocata a cercare Raubo, su a una clamorosa palla con intanto Tiaghigno fermato da Dimas in maniera pulita. Abate in avanti a cercare, e qui la trattenuta di Victor Mello da cartellino giallo, inevitabile. Victor Mello ammonito come Di Luccio e credo come Abate dalla panchina nel primo tempo. Per gli irpini
Primo fallo commesso dalla Sandro Abate in questa ripresa, si asciuga il parquet, calcio di punizione con Dudu sul punto di battuta. La rincorsa del 30. Parte Dudu, prova lo schema, costretto a ritornare sui suoi passi, richiamato in causa Gattarelli. Il destro di Gattarelli che quasi mette il pallone all'incrocio dei pali. Ducci, Alex, l'ultimo tocco dell'11, chiarimento ancora con il direttore di gara per una protesta di Dudu con Alex. Vanno a spiegarsi due. Alla fine si ricomincia semplicemente con un richiamo verbale dell'arbitro, del secondo arbitro. Qui attenzione, rischio ancora per Dimas che è franato addosso all'avversario. Secondo fallo commesso dalla Sandro Abate, anche in questo caso richiamo verbale per il 77. Le proteste di Capitan Molitierno, oggi in panchina, perché avrebbe voluto la sanzione disciplinare per il giocatore della Sandro Abate. Raubo, poi Dudu, avanza, calcia col destro, fermato da Alex. Lara, il tocco all'indietro, ancora Dudu, poi Tiaghigno, lo scavetto in avanti a cercare Raubo, fermato da Victor Mello, in avanti a cercare Alex, troppo in avanti, il pallone finisce in fallo laterale. E qui Alex al volo col destro, Gattarelli c'è. Tiaghigno non riesce il passaggio in avanti, l'applauso di Basile per questa invenzione di Alex che stava per trovare una grande realizzazione. Bravo Gattarelli tra i pali a respingere Victor Mello. Il blocco di Galletto, ancora Victor Mello in avanti a cercare Alex, adesso a fare da perno offensivo. Palla che finisce nuovamente in fallo laterale con Dudu, l'appoggio per Gattarelli rischioso, Victor Mello di testa. Poi Dudu che fa un ottimo lavoro, Raubo anticipato da Victor Mello. L'appoggio per Galletto che calcia e trova la scivolata di Tiaghigno che mette il pallone in calcio d'angolo. Ed entra Bueno sul parquet. Victor Mello, e qui Galletto prova la giocata sotto misura che non gli riesce. Victor Mello, la scivolata, poi la palla recuperata da Raubo. Destro, Ducci a mani aperte, Victor Mello. Dimas.
Lara, Dudu, fallo qui con l'ammonizione di Dimas. Altro cartellino giallo per la Sandro Abate. Anche per il 77. Dudu. Rimessa laterale guadagnata dal Pomezia, sempre il 30 sul punto di battuta. L'appoggio per Bueno, poi Dudu. Qui Preà gli sradica il pallone, ancora Preà, la giocata del 25, la finta, il duello doppio. Poi Preà va a fare a sportellate con l'avversario. Alla fine il pallone esce con Preà che ha cercato in tutti i modi di trovare lo spazio per andare a calciare in porta. Grande tecnica, grande fisico per il 25. Victor Mello. Di nuovo Preà. Calcia col destro. Protesta di Galletto per un contatto con Lara. Avrebbero voluto il fallo adesso dalla panchina della Sandro Abate. Non è niente di sanzionabile secondo il direttore di gara, che va anche a richiamare Galletto. Dario Pezzuto di Lecce. Ha detto a Galletto di rialzarsi. E ancora il duello con Alex che si trascina il pallone in fallo laterale. La rimessa è per il Pomezia. Il tocco all'indietro verso Tiaghigno. Matteus. Finta e controfinta. La palla sul mancino. Calcia sul fondo. La chance per il 26. Rientra Botta al posto di Victor Mello. Il loro ruolo naturale. Con Botta che va a fare il centrale ovviamente. E Alex che adesso che si è spostato laterale per lasciare a Preà il compito da terminale offensivo. Alex, la giocata con le proteste di Alex che avrebbe voluto il cartellino giallo adesso per Bueno. Anche in questo caso per l'arbitro non ci sono le condizioni per la sanzione disciplinare. 5 minuti di gioco trascorsi in questa ripresa, sempre 2-1 per la Sandro Abate, che ha commesso però già 3 falli in questa ripresa. Alex, Ducci, avanza Ducci, c'è un po' di spazio, Ducci può anche calciare, lo fa e diventa un assist per Botta sul secondo palo che colpisce il montante con la deviazione. La rivediamo, Ducci, l'affondo, il destro, trova Botta che in qualche modo estende la gamba col pallone che finisce sul montante. Occasionissima per la Sandro Abate, ma siamo già dall'altra parte del campo con Tiaghigno che viene fermato a Alex, tutto regolare, riparte Alex, lo scarico per Galletto. Il taglio orizzontale che non riesce. Tiaghigno. Matteus. Bueno. Punta l'avversario, calcia col destro, col piede debole, non trova lo specchio della porta. Buona iniziativa da parte di Bueno che non trova la porta. Intanto esce ancora una volta Preà. Di Luccio. Galletto. Col mancino a cercare Botta.
Lara. Matteus calcia col sinistro sul fondo. Stiamo rivedendo l'azione, ma siamo già dall'altra parte del campo con Ducci che scusa, Gattarelli che fa ripartire l'azione per i suoi. Bueno. Tiaghigno, la giocata, arriva Di Luccio, rimessa laterale per il Pomezia. Matteus, poi ancora l'11. Bueno. Gattarelli in avanti da Ducci a cercare Di Luccio, l'uscita di Gattarelli. Bueno. Lara. La giocata di Lara, arriva Botta, commette fallo, non commette fallo. Si lamenta Lara, sembrava che ci fosse stato contatto tra i due. L'arbitro era lì a un passo, ha ritenuto non da fermare il gioco e si riparte da Ducci. Lara. Bueno, ancora Lara, l'anticipo di Luccio che si rialza e riprende il pallone. Qui il fallo di Bueno alle spalle di Dimas. Arriva questa volta la sanzione disciplinare per Bueno. Ammonizione. Mentre Di Luccio va a protestare per la situazione precedente. E noi rivediamo questo contatto di Bueno ammonito. Di Luccio, Galletto, fermato, pallone che finisce in fallo laterale, sempre 2-1 il punteggio in questa ripresa dei ritmi meno elevati rispetto alla prima frazione di gioco, ma sempre con grande intensità agonistica in campo. Di Luccio, Galletto, Botta, la suolata per Ducci, in avanti a cercare Dimas, arriva però Gattarelli a recuperare il pallone. Lara, Dudu, non riesce la transizione con Vittor Melo che rientra in campo a duellare con Rauboli davanti. Tiaghigno, Dudu, la finta, il blocco di Raubo, calcia il 30 ma non trova l'angolo giusto per impensierire Ducci, pallone che schizza sulla schiena di un avversario. Si ricomincia la rimessa laterale per il Pomezia. Lara in difficoltà, l'anticipo di Galletto, la giocata fermato dal recupero nuovamente di Tiaghigno. Dentro Raubo, la giocata del 7 che non trova lo specchio della porta. La rivediamo, bravo, controllo orientato, poi non è riuscito a coordinarsi per calciare come avrebbe voluto. Di Luccio, Vittor Mello, il taglio orizzontale per Galletto che ha un po' di spazio, arriva a dargli man forte Di Luccio, l'ultimo tocco di un giocatore del Pomezia, rimessa laterale per la toccata Galletto, sembrava che fosse per gli Irpini, invece è per il team di Ceppi. Intanto Capponi che è entrato sul parquet. Il 13 ancora a duellare, poi la recupera Galletto e la tiene in campo. Il passaggio per Dimas, la giocata di Dimas, l'uscita di Gattarelli che mette il pallone in calcio d'angolo.
Palla dentro con Abate per Ducci. L'uscita di Gattarelli, ancora il pallone che finisce in fallo laterale. Victor Mello, Ducci, fitta e controfinta di Dudu, Raubo, chiedo scusa. Adesso Bueno, Dudu va a puntare Di Luccio, prova a convergere Dudu, non c'è spazio, dentro, fermato da Di Luccio, ancora Dudu, adesso per Raubo e si ricomincia da Gattarelli che avanza, può calciare, lo fa ma sbaglia completamente l'impatto con il pallone e lo spedisce direttamente sul fondo. 9:50 da giocare, dato via il terzo quarto di gara, sempre 2-1 per la Sandro Abate il punteggio del primo tempo. Ducci in avanti verso Alex che non tiene il pallone, la riprende nuovamente Gattarelli per far ripartire l'azione per i suoi. Colpo di testa di Victor Mello con la rimessa laterale per il Pomezia, il tocco all'indietro per Matteus. Ancora il duello con il pallone che finisce in fallo laterale. Il tocco ancora in avanti a cercare Raubo, fermato. E il pallone che finisce nuovamente in fallo laterale dall'altra parte, tratto dagli altri campi. E così di Genzano 3-1 con l'Activ, Capurso 1-3 col Sala Consilina e 1-4 al momento la vittoria del Napoli sul campo del Cosenza. Dimas, Victor Mello, sinistro sul fondo, la giocata sull'appoggio di Dimas, colpito troppo sotto il pallone il numero 8. Gattarelli, Bueno, poi buono il taglio splendido per Caponi, campo di spazio, perde il tempo, bravo Massimo Abate nel recupero a mettere il capitano il pallone in fallo laterale. Perso un tempo di gioco sicuramente Capponi. Calcio d'angolo per il Pomezia. Bueno, costretto a ripiegare su Gattarelli. Il lancio in avanti col pallone che finisce direttamente in fallo laterale. 8:40 da giocare. Alex, Victor Mello, l'anticipo di Bueno, altra rimessa laterale per gli Irpini. Ducci, lo scavetto in avanti dove non ci sono giocatori in maglia bianco-verde per recuperare il pallone. Gattarelli a cercare Raubo, pallone che
finisce sul fondo. Le indicazioni di Basile a Dimas. Ducci, Alex, Victor Mello, Bueno, passaggio tra le linee a cercare Raubo. Gattarelli ancora per il Pomezia, il lancio in avanti, l'anticipo di Preà, poi Alex, di nuovo Preà, Victor Mello, Dimas a cercare Preà, pallone che finisce tra le braccia di Gattarelli. Bueno, Matteus, Capponi fermato, altra rimessa laterale per il Pomezia. Fase delicatissima del match, a 7:42 alla fine. Tiaghigno, Ducci, Alex, adesso in avanti a cercare Preà, l'anticipo, splendido di Matteus, avanza Matteus, calcia col sinistro tra le braccia di Ducci. Dimas, botta, l'appoggio indietro per Alex, l'accelerazione dell'11 col pallone che però finisce direttamente in fallo laterale e si ricomincia con la rimessa per il Pomezia. Capponi, Matteus, Lara, la giocata ancora per il 26, la finta, poi va a prendersi la rimessa laterale il Pomezia. E qui lancio in avanti verso Matteus che non si è quasi avveduto del passaggio del compagno. Botta, Alex, Ducci viene a creare un po' di spazio, calcia col destro sul fondo. La rivediamo con la conclusione di Ducci sul fondo. Intanto il gioco è ripreso. Dudu, poi Bueno fermato l'ultimo, anzi Tiaghigno fermato, l'ultimo tocco è anche il suo. La rimessa laterale per la Sandro Abate. Ottimo lavoro qui di Preà in fase di interdizione. Di Luccio, l'appoggio per Botta, Alex, Preà, il duello, Preà calcia fermato in extremis, poi ancora ci prova Di Luccio con la rovesciata. Gattarelli, Lara, ancora un po' di spazio per Lara, dentro, attenzione l'anticipo di Luccio su Raubo, su questa palla gol importante per il Pomezia. Sei da giocare, la rivediamo qui, arrivato Di Luccio come un treno in ripiegamento difensivo. Qui ancora attenzione Ducci su questo rimpallo che quasi innescava una possibile opportunità nuovamente sotto misura per il Pomezia, che adesso spinge. Lara, Dudu, il blocco, la palla di ritorno per Raubo che si va a prendere il calcio di punizione con l'ammonizione di Alex, anzi di Preà, ammonito Preà allora.
Vediamo se riusciamo a rivederla. Con Victor Melo, eccola qui. E sì, la trattenuta era di Preà alle spalle, poi è arrivato anche Alex. L'arbitro ha sanzionato con il cartellino giallo Preà. Altro ammonito per la Sandro Abate, che commette il quarto fallo. Bisogna asciugare il parquet. 5:43 da giocare. Occasione su questa palla inattiva che può sfruttare il Pomezia. Vediamo con Raubo che si mette lì vicino al palo di destra, Tiaghigno vicino al palo di sinistra. Ci sono Dudu e Bueno per provare questa soluzione su palla inattiva. Si stacca Galletto dalla panchina, dalla barriera. Parte Dudu. Il tocco per lo schema che non riesce. E può ripartire Alex, attenzione, Alex, cost to cost, il destro sul fondo, incredibile. Palla gol, fallita dall'11. A 5:35 dalla fine la rivediamo. Calciato quasi a colpo sicuro, ma siamo già col pallone in campo e rispedito sotto il tetto del palasport da Victor Melo. Dall'occasionissima su palla inattiva per questo schema che ha provato a sfruttare il Pomezia, non riuscendo ad arrivare al tiro. Si è creata la superiorità numerica con il cost to cost di Alex, che ha calciato col destro all'incrocio dei pali ma non ha inquadrato il bersaglio. 5:25 da giocare, ancora arrabbiato Basile in panchina, anzi quasi disperato per l'occasione fallita da Alex. Riparte nuovamente il Pomezia. Dudu. Prova col destro Ducci in due tempi. 5 da giocare. Galletto. La giocata per l'appoggio, ancora Galletto! Gattarelli si oppone. Non è riuscito a trovare l'impatto con il destro Galletto come avrebbe voluto. Ma siamo nuovamente ancora con la ripartenza di Galletto. 2 contro Gattarelli. Galletto per Victor Mello che la spedisce in fondo alla porta per la terza rete della Sandro Abate. La ripartenza micidiale degli Irpini, l'appoggio di Galletto per Victor Mello che trova la sua doppietta personale. 3-1 Sandro Abate. L'esultanza col bacio di Victor Mello con questa perfetta ripartenza della Sandro Abate in un momento del match in cui poteva accadere qualsiasi cosa, con il Pomezia che stava spingendo sull'acceleratore a caccia del gol del 2-2 e con il Pomezia che ovviamente adesso a 4:43 alla fine non ci pensa su due volte mister Ceppi per mandare il portiere di movimento. Lo fa Dudu in questi ultimi 4:43 da giocare con la Sandro Abate, avanti 3-1, 4 i falli commessi dagli Irpini contro un solo fallo del Pomezia, ma saranno 4 minuti e 40 ancora da vivere intensamente qui al Pala del Mauro di Avellino. Matteus, Bueno, Matteus, Bueno, Matteus, Dudu, la sua lata, il pallone che esce, la rimessa laterale per il Pomezia, non c'è il portiere, ci prova Botta col pallone che finisce sul fondo. Resta Victor Mello in campo. Lo ha spedito praticamente sul tangolo di gioco a Basile. Matteus. Dudu. Bueno dentro con il tentativo di Mello adesso dopo quello di Tiaghigno, il pallone finisce nuovamente in fallo laterale. Tiaghigno, Raubo, poi Matteus, di nuovo il 10.
Bueno, Matteus, Dudu, di nuovo il 30, la finta, la controfinta, l'appoggio per Matteus, cerca di duellare con Perea, poi con Victor Mello, poi pallone che finisce in fallo laterale e sarà rimessa per il Pomezia, che chiama time out. Dunque a 3:16 dalla fine le indicazioni di mister Ceppi per sfruttare il portiere in movimento in questa parte finale di gara, in cui la Sandro Abate si è portata nuovamente con il massimo vantaggio 3-1 dopo il gol di Victor Mello, la ripartenza con Galletto, palla intercettata dall'Otto, poi Galletto, 2 contro Gattarelli, l'assist per Victor Mello che ha soltanto dovuto poggiare il pallone in porta, come abbiamo visto dal replay. A 3:16 da giocare per un finale ancora ad alta tensione qui al Pala del Mauro di Avellino, mentre siamo nella parte finale di gara anche negli altri incontri, con e così di vantaggio 4-1 con l'Active, 1-3 Capurso Sala Consilina, 2-4 Cosenza Napoli in questa settima giornata di Serie A, quinto. Ma noi restiamo concentrati qui dal Pala del Mauro per il Pomezia, che si gioca le ultime sue carte per provare a rientrare in partita con la Sandro Abate, che prova invece a chiuderla. Matteus, il tocco per Dudu, il destro sul fondo. Ducci. E qui la giocata ancora splendida di Perea, che non è riuscito però a trovare la porta. Gattarelli, Raubo, una sola clamorosa palla gol per lui nel primo tempo, poi non il solito Raubo oggi per il Pomezia. Ancora Tiaghigno che non riesce a venire in avanti col pressing offensivo della Sandro Abate, che ovviamente prova a ritardare l'ingresso del portiere in movimento. Chi cambia in questo momento lo fa Lara, e allora avanza Matteus, si trascina il pallone troppo in avanti, la recupera Alex, non c'è il portiere, Victor Mello, il taglio per Galletto, attenzione, Galletto può calciare, lo fa, fermato, l'ultimo tocco però è del 2, nuova rimessa laterale per il Pomezia a 2:32 alla fine. Raubo, il tocco all'indietro per Bueno, Matteus, Bueno calcia col destro, sporcata la conclusione, Mello fermato ancora Bueno, 2 minuti. Matteus, Bueno, Matteus calcia col destro, la scivolata di Alex che spedisce il pallone in calcio d'angolo. Tiaghigno pronto alla battuta. Matteus, Bueno, di nuovo il 26, Bueno, Matteus, il blocco, poi di nuovo Bueno, ancora Matteus, Bueno, Matteus, Bueno, dentro il taglio con il pallone che finisce sul fondo e arriva il time out. La rivediamo perché l'impressione era quasi che avesse colpito il palo, invece no, è uscita. Time out di Basile a 1:25 alla fine della partita. Adesso il tecnico di Martina Franca che prova a dare le direttive ai suoi nella difesa di questo doppio vantaggio per una Sandro Abate che prova a conquistare la sua prima vittoria casalinga in questo campionato.
Sandro Abate che è tornata qui al Pala del Mauro dopo un solo impegno in 7 giornate per aver invertito anche la sfida con la Metà Catania. E noi andiamo a vivere insieme questa ultima parte di gara. Intanto il Cosenza ha pareggiato con il Napoli. Ducci in avanti a cercare adesso Dimas, dai e vai, che non riesce. E col pallone che finisce nuovamente sul fondo, problemi, anzi no, sembrava che ci fosse stato un problema per Matteus. Lo scarico di Raubo per Matteus. Rientra Lara, la difficoltà ad uscire dal pressing il Pomezia. Raubo adesso, ancora l'appoggio per Bueno. Il rimpallo favorisce in qualche modo Preà col pallone che finisce in fallo laterale. Basile che fa richiamare i suoi per uscire ovviamente e ritrovare i giocatori della fase difensiva. 56 secondi da giocare. Bueno, ancora Lara, calcia con l'esterno, non c'è deviazione, c'è deviazione, alla fine no, e dunque si ricomincia con la rimessa dal fondo per Ducci. Colpo di testa col pallone che finisce in fallo laterale. Alex, Preà, Alex fa scorrere il crono la Sandro Abate. Ducci in avanti, l'uscita di Gattarelli, Matteus, rientra Lara, Raubo, 20 secondi, la Sandro Abate sente profumo di vittoria. Bueno dentro per Lara, all'indietro a cercare Bueno. Matteus destro, Ducci ancora ad opporsi, Dimas la tiene, 4 secondi, Victor Mello, calcio di punizione per la Sandro Abate. Finisce qua la partita al Pala del Mauro con il calcio di punizione guadagnato dagli Irpini, però rimasto a terra Tiaghigno. Dunque interviene anche lo staff medico del Pomezia per sincerarsi delle condizioni del 10. Si rialza Tiaghigno, ma la partita è praticamente finita con la Sandro Abate che farà ripartire il gioco per 2 secondi ancora da giocare. Il suono della sirena che sancisce la vittoria della Sandro Abate 3-1 contro la Fortitudo Pomezia. È stata una bellissima partita, combattuta nel primo tempo, ritmi elevatissimi nei primi 5 minuti, poi la Sandro Abate ha trovato il doppio vantaggio con i gol di Preà e di Victor Mello. L'aveva dimezzata Tiaghigno alla fine del primo tempo. Alla fine la ripartenza a 2 tra Galletto e Victor Mello per la doppietta personale dell'8 che ha fissato il punteggio definitivo per una Sandro Abate che si sblocca per la sua prima vittoria qui al Pala del Mauro. Ancora una sconfitta in trasferta per la Fortitudo Pomezia, ma onore e merito anche ai ragazzi di Ceppi per la prova di oggi. Complimenti ovviamente ai ragazzi di Basile per aver portato 3 punti importantissimi a casa. Grazie
A tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, da Fabio Morra è tutto, alla prossima!